e sera, un martedì. Hey, this is kind of informal thing you put it together. Ed ecco Gabriella che serve la sangria, Giancarlo sigaretta, bicchiere sempre in Famous mano, bar. le storie di Giovanna, il sax di Mario Schiano e Harold che presenta Here we go. i giovani del folk. Oh yeah. Tu sei sicuro che è questo il posto? Guarda, c'è la targa, leggi? Qui era il Folk Studio, fondato da Harold Bradley nell'autunno del 1961. Che dopo l'ha ceduto a Cesaroni, ci sono state altre 2 sedi, ma questa è la prima. Sì. Ma è aperto. La porta è aperta, tu dici che possiamo entrare? Andiamo a vedere che c'è, dai. Vediamo. Permesso? Questo era il Folk Studio, Sì, guarda com'era. piccolissimo. Sì, tutti Vero. ammucchiati. Senti che c'è della musica? Vittorio! Marco, ciao, come stai? ciao, Vittorio, benvenuti. questo posto è vivo, fate ancora musica qui? Sì, registriamo musica per i film. Ma non ho capito, è capitato o hai voluto proprio questo posto? Guarda, è capitato, però una volta capito che era il folk studio, il primo vero folk studio, ho detto non può non essere questo il posto dove continuare a fare musica. C'era una magia diversa. C'è una magia che si sente ancora. Questa è stata la prima sede. Questa è stata la prima sede fondata da Harold Bradley nel 1961 e qui hanno iniziato un po' tutti i grandi. Ma è vero che è passato pure Bob Dylan qui? È passato Bob Dylan nel 63. Qua c'era un bar che si chiamava il Bar delle Rose. Lui era venuto, si dice, cercando la sua fidanzata e disse ok, dove la posso trovare? Al Folk Studio, che era il posto dove si veniva. E poi non la trovò, insomma, e poi... E adesso voi qui fate musica per film? Scriviamo musica per i film, poi registriamo anche ed è meraviglioso. Senti, lo sai che cosa è bello? Che la musica è iniziata qui e voi continuate a portarla avanti in modo diverso, ma questo posto vive di musica. Grazie. Grazie a voi.